al mare o in montagna andem a fa campagna. Questo non è un proverbio tradizionale, e la rima l'ho fatta io sul momento, però è un modo di dire andare a fa campagna, cioè andare in vacanza, perché la campagna non si intende soltanto un luogo di agricolo rispetto alla città, quindi un luogo di coltivazioni, ma si è sempre inteso anche andare a fare campagna come un luogo di svago. Perché evidentemente fin dal Medioevo i ricchi, i cittadini milanesi in campagna avevano i suoi ville, i suoi ca, i suoi casini, dove andavano a riposare o a cattare su quel che i paesani coltivavano. Nell'epoca contemporanea, soprattutto nel secondo dopoguerra, andare a fare campagna è diventata una cosa di massa, e sappiamo benissimo che molti di noi vanno al mare, molti vanno in montagna, qualcuno va anche al lago, in collina evidentemente. Sappiamo benissimo che Milano non ha il mare, e avrà l'idroscalo, e i laghi intorno, il lago de Com, il lago Maggiore, tutti i laghetti della Brianza, il mare della Liguria mica troppo distante. Chiaramente il mare non entra a far parte dei proverbi, dei modi di dire di Milano, se non per delle assonanze, per dei collegamenti. Di che è un mar de gente, o che è un montun de gente, infatti montun c'entra col monte. Cercavo per mare per terra, lo si dice anche in italiano. Sul monte non dicono più se la montagna, perché il monte in realtà c'è come parola in diversi proverbi, in diversi modi di dire, ma i monti in quanto luoghi, soprattutto se parliamo di vacanze, con quei luoghi da percorrere, in realtà il milanese preferisce il termine montagna. Infatti il Cherubini annota questo, dice: in città noi diciamo sempre montagna e non mont. Nell'alto contado invece dicono comunemente in di munt, sul monte simili. Per alto contado ovviamente lui intende l'alta pianura, e quindi poi anche la collina, la Brianza, eccetera. E quindi la montagna sicuramente è un luogo importante, perché circonda tutta la nostra visuale. Da Milano, quando è bello, si vedono tutta la catena alpina, e un detto con cui possiamo così salutarci dopo questa piccola chiacchierata del mese di luglio, perché il mese di luglio tanta gente oramai leggiamo andata in ferie, leggiamo andata in vacanza, è questo che i montagni stanno a Solöc, ma gli uomini si incontrano. Come spesso accade, sono delle modi di dire che partono da delle constatazioni della vita comune. Per dire, le montagne sono qualcosa di solido, di fermo, che stanno al loro posto, ma gli uomini si incontrano. Può essere anche un modo di dire per dire appunto che la gente è portata ad incontrarsi, che ogni uomo non è un'isola, e soprattutto in questo periodo in cui stiamo un po' uscendo da una situazione di blocco, di chiusura, eccetera, e si cerca di tornare a quello che chiamiamo la normalità, è proprio vera che i montagni stanno fermi, stanno al suo posto, ma gli uomini si incontrano, gli uomini, anche i donne si intende naturalmente, e quindi facciamo gli auguri di buone vacanze a tutti in questo mese di luglio, che tutto sommato non è caldissimo, dovrebbe agevolare anche delle vacanze abbastanza fresche, e abbiamo tanti punti di riferimento, tante cose da festeggiare. Poi parleremo magari anche di santi, per esempio, legati a questo mese, ma anche alla montagna, perché un po' di fa il Sedes de lui era la Madonna del Carmin, cioè del Monte Carmelo. Anche qui c'è un monte, per cui il mar e il monte ci seguono sempre, e quindi
che sia al mare oppure in montagna, ande pur tutti in campagna. E buona vacanza per chi va e per chi la farà fra un po'. Alla prossima, ciao!